Insieme in una coalizione composita, insieme anche nell'integrazione delle candidature per la Regione Veneto e il Comune di Venezia. Arturo Lorenzoni per Pierpaolo Baretta e viceversa, e molti movimenti a sostegno di entrambi. È il caso di Più Veneto in Europa Volt, una delle tante sigle che appoggiano i due candidati del centro-sinistra. La campagna elettorale in Laguna avrà come tema centrale quello del futuro della crocieristica. Se le grandi navi possono ripartire, i grandi armatori hanno scelto altri scali e non Venezia. È chiaro che perdere le crociere è un danno economico, questo va detto con chiarezza e quindi bisogna porselo seriamente. Per porselo bisogna avere delle risposte, non basta dichiararlo e le risposte sono la soluzione alternativa all'attuale modalità con le quali le navi vengono gestite. È evidente che non possono più passare per il bacino di San Marco, lo si dice da troppo tempo e bisogna deciderlo, dall'altro però ci sono più progetti. Ci sono progetti interni alla laguna, progetti esterni alla laguna che vanno studiati e definiti rapidamente. Ovviamente c'è anche un progetto offshore che è stato ripreso in considerazione anche perché può riguardare la parte dell'attività commerciale. Quindi compariamo il più presto possibile le proposte, siano anche i tecnici a dare una risposta e decidiamo rapidamente qual è la soluzione alternativa che sia compatibile con l'ecosistema lagunare che ha delle particolarità. Se questo lo facciamo rapidamente, Venezia può riproporsi il problema di essere anche un porto crocieristico e non è detto che non debba essere questo accompagnato anche da una dimensione delle navi. Sono molte le caratteristiche che possono essere valutate anche in termini di capacità di tenuta della nostra laguna. Lei dice facciamo rapidamente, però è 8 anni che noi sentiamo questo invito a fare rapidamente e sono passati 8 anni. Io penso che per fare rapidamente sul serio bisogna prendere una decisione a monte, finché non si decide che ad esempio dal bacino di San Marco non passano, continueremo a discutere. Il giorno dopo che abbiamo preso una decisione seria e drastica e adesso lo possiamo fare vista questa congiuntura particolare, vedrà che subito dopo cambia anche la discussione anche veneziana. L'intreccio dei poteri è complesso, per cui è evidente che non tutti hanno la possibilità di decidere da soli, no? Anche lo stesso comune poi non è che ha tutti i poteri, però sicuramente quello che è mancato è l'indirizzo, cioè l'idea ad esempio che ciascuno ha scelto delle soluzioni che gli piacevano. Io penso che bisogna scegliere la migliore sulla base di un contributo che devono dare i tecnici, ma che tenga conto che la laguna è un ecosistema delicatissimo e che non può essere violato. Pensando al porto, il commissariamento che poi con l'indicazione del commissario, il presidente uscente che era stato contestato, si evidenzia che Comune, Regione e Governo per quanto riguarda Venezia siano disallineati totalmente. Sì, è stata una battaglia politica quella che il Comune e la Regione hanno fatto e quindi del tutto inopportuna, perché aver invocato il commissariamento dopo aver bloccato un bilancio attivo è stata la dimostrazione che si andava oltre il merito e quindi questo errore rischia di pagarlo l'attività economica del territorio. Il disallineamento però è anche interessante notare che conferma l'interessamento del Governo sulla città, perché non solo è stato rapidamente confermato che nel caso specifico dopo attente verifiche il bilancio è inattivo, è stato confermato il commissario dando continuità e soprattutto è stata decisa l'agenzia nei giorni scorsi con le risorse collegate. In questi 5 anni Venezia ha avuto dal governo centrale, dai governi di centrosinistra centrali 1 miliardo e 300 milioni, adesso è arrivata l'agenzia, ci sono gli ulteriori 500 milioni, quindi l'attenzione del governo su Venezia prescinde dal colore politico di chi la governa, ma è francamente singolare che invece continui da parte dell'amministrazione uscente una battaglia aprioristica contro tutto ciò che il governo fa, quando invece servirebbe molta collaborazione. Penso ad esempio alle risorse europee che stanno arrivando e che Venezia non può permettersi di perdere. Che cosa cambia con questa agenzia? Che cosa cambierà per Venezia? Perché adesso sia Regione che Comune con l'agenzia, almeno da quello che si legge, dovranno essere parte attiva anche nella gestione del MOSE, quindi non sarà più colpa dello Stato o merito dello Stato.
Cambia innanzitutto che finalmente sia una gestione unitaria dell'intero complesso, che non è soltanto il Mose e la strumentazione tecnica del Mose, ma è la laguna. La tutela complessiva della laguna viene sotto un'unica autorità condivisa da governo centrale e autorità locali, comune e regione, e quindi finisce il consorzio e si passa ad una fase finalmente ordinata di gestione con la possibilità che si possa guardare all'intero territorio lagunare in una chiave proprio da un lato di sviluppo ma anche di tutela. Questa è l'unica grande laguna abitata nel mondo, attorno ad essa incidono centinaia di migliaia di persone ed è delicatissima dal punto di vista ambientale, c'è bisogno quindi di un'autorità unitaria che collabori a una gestione. Quali sono i punti fondamentali del suo programma e perché questa candidatura? Il punto fondamentale è soprattutto dopo quanto è accaduto in questi ultimi mesi, si è visto che il modello della monocultura turistica, sulla quale si è affidato molto anche l'amministrazione uscente, non funziona più. Quindi bisogna pensare a una capacità di sviluppo del territorio veneziano che guardi oltre a un turismo di qualità che va rilanciato, perché Venezia senza turisti muore, con troppi turisti è soffocata, quindi c'è l'esigenza di un piano turistico di qualità, ma non basta, quindi bisogna ripensare a un rilancio anche di altre attività economiche, penso ad esempio ad un artigianato di qualità che sia molto collegato alla storia e alla tradizione veneziana, che è molto ampia, penso a Porto Marghera, perché non può diventare un grande incubatore di attività green, penso al digitale, cioè Marghera oggi ha il suo blasone, no, di essere una zona ad alta vocazione industriale. Ci sono molte bonifiche da fare, molti terreni disponibili, quindi costruiamo un'agenzia che attragga, all'interno del ragionamento più generale, che attragga investimenti, e poi soprattutto pensare anche a una logica di sviluppo ambientale che riguardi diciamo, la valorizzazione del patrimonio interno ed esterno, e Mestre, che deve avere una vocazione di essere diciamo, il fulcro della città metropolitana. La ragione per la quale mi candido è sostanzialmente perché queste cose non sono portate avanti e non sono realizzate e si sente la domanda di cambiamento. Da rappresentante di governo a primo cittadino di Venezia, un ritorno a casa o la volontà comunque di poter dare qualcosa in più avendo lo stretto legame con Roma? Direi la seconda, anche perché anche nella mia presenza al governo non ho mai abbandonato la città, come dicevamo, ci sono state anche risorse importanti, io ho contribuito affinché arrivassero in questa città. Oggi l'idea che Venezia ha bisogno di un salto di qualità lo si avverte, io mi metto al servizio di questa richiesta che è venuta da un'ampia coalizione di forze e con orgoglio, con passione, penso che ci siano le condizioni per dare a Venezia quello che Venezia ha il diritto di essere, cioè la grande capitale internazionale, la grande città metropoli europea che viva con anche questa possibilità di futuro con una forza maggiore e anche un orgoglio maggiore. Venezia esce affaticata dall'acqua alta di novembre e dal lockdown e dal virus, deve riscattarsi, ha diritto ad avere risorse, è doveroso che il governo continui ad aiutarla, ma ha il dovere di vivere con orgoglio il proprio futuro e avere un piano per se stessa. Lei dice il governo continua ad aiutare Venezia, eppure il sindaco uscente ha sempre sottolineato la mancanza del finanziamento della legge speciale negli ultimi anni e si richiedono 150 milioni all'anno per la manutenzione ordinaria della città. Sì, io penso che la legge speciale debba essere finanziata in maniera strutturale. Quindi non ci deve essere ogni anno la richiesta di risorse, bisogna pensare a una soluzione strutturale, ma io penso anche che oggi
le risorse europee del Recovery Fund, che sono molte, 209 miliardi per l'Italia, di cui 80 a fondo perduto, costituiscono un serbatoio da utilizzare su un piano di rilancio complessivo della nostra città. Quindi se noi realizziamo queste due cose, un finanziamento strutturale della legge speciale e le risorse europee, sia quelle ordinarie sia quelle straordinarie, avremo la possibilità di essere ambiziosi anche nei nostri progetti. La sua candidatura, come quella dei Lorenzoni, sono candidature supportate, c'è un'integrazione anche a livello istituzionale, regionale e comunale, eppure non siete riusciti a fare squadra, come è avvenuto a livello nazionale con il Movimento 5 Stelle, che era un'opportunità per essere un po' più spinosi per gli avversari che sulla carta sembrano non avere dubbio sull'esito finale. Ma il Movimento 5 Stelle ha un itinerario, un percorso proprio che io ovviamente ho rispettato e rispetto, e trovo che comunque una candidatura, nel caso del Comune ad esempio, del Movimento 5 Stelle, sia anche un modo per tenere unito una parte di elettorato e di popolo, come per tutti, che ha bisogno anche di identificarsi. Soprattutto in Comune noi dobbiamo arrivare a superare il primo turno, dopodiché con tutte le forze che pensano che ci voglia il cambiamento ci sarà il modo di trovare la possibilità di una piattaforma condivisa. Sì, più Veneto in Europa a volte, di fatto questa è una sigla che abbiamo ripetuto a livello nazionale, siamo presenti anche in Campania, per esempio, con più Campania. In Campania non ci sono gli amici di Volt, mentre nel Veneto ci sono. In realtà questa è più Europa che è il Partito Nazionale. In tutto il Veneto, dove siamo presenti e strutturati con i ragazzi di Volt, basta leggere i nominativi, gli anni di nascita. Noi stiamo lavorando non solo nel Veneto ma anche sul piano nazionale, facendo una politica che guarda sicuramente al futuro, alle nuove generazioni, all'ambiente. La questione ambientale per noi è essenziale. Ci spiace molto, infatti siamo all'interno della stessa coalizione in cui appoggiamo Arturo Lorenzoni, però non siamo riusciti forse all'ultimo momento a trovare anche un accordo di stare insieme con i Verdi Europei, perché la questione ambientale per noi è determinante. Certo che anche gli stessi Verdi dovranno fare una scelta, perché l'essere ambientalista, soprattutto per i ragazzi che partecipano a Più Europa a volte, non vuol dire essere contro l'innovazione, contro il progresso. Ti faccio l'esempio del G5, noi siamo ambientalisti ma non ci fa paura il G5, per cui è più una scelta di ambientalismo che è più rivolta ai Verdi, per esempio tedeschi. Noi sulla questione ambientale la riteniamo centrale. Poi ovviamente, come tutti noi, abbiamo una storia politica liberale. Infatti lei ha sottolineato questa componente liberale, no? Attingendo a una componente politica che esisteva, mi passi il termine, nella Prima Repubblica, e poi insieme un po' ai repubblicani quel centro liberale laico è un po' sparito, asciugato magari da altri movimenti che ne hanno un po' preso alcuni elementi ma non in toto. Quanto è importante riportare questa componente, della stessa componente di allora o rivisitata in chiave moderna? No, guardate, allora ci sono determinati principi che rimangono nel passato, nel presente e nel futuro. La tutela dei diritti civili, la tutela credere nello Stato di diritto, credere nella democrazia rappresentativa. Credere, come forse è stato detto anche oggi, adesso non mi ricordo se dal candidato sindaco per Paolo Baretta o da Lorenzoni stesso, certamente in uno Stato liberale dove può essere tutelata e anche agevolata l'iniziativa privata, ma senza mai lasciare indietro nessuno. Questo è sempre stato, senza mai lasciare indietro nessuno. Il ruolo dei liberali in Italia dal dopoguerra adesso è stato sempre un ruolo che erano sempre presenti alla difesa delle istituzioni, e oggi ancora più importante, in un momento in cui c'è una deriva sovranista di destra, da Venezia alla Regione, la nostra presenza. La nostra presenza, la scelta di campo per noi non era da discutere. Siamo pronti con la nostra autonomia, con le nostre particolarità politiche, con il nostro modo di essere, dove crediamo a questo, ma la scelta dello schieramento non era possibile stare né con le destre tipo Fratelli d'Italia, Meloni o dalla Lega, in base al sistema elettorale. Oggi è qui che dobbiamo stare e da qui ripartiremo. Da qui ripartiremo perché al di là del risultato elettorale, come è stato detto varie volte e più volte, il nostro progetto continua.
continua sotto uno slogan che è lo slogan usato sia a Venezia, che è insieme. Non crediamo a nessuna politica dove mette al centro un unico uomo al comando. Questo vale per Venezia e vale anche per altre formazioni liberal democratiche. Il nostro è un partito liberale, strutturato, con un congresso dove non ci sono dei leader che comandano da soli. E insieme proseguiremo in questo progetto.